Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Nuovo scontro tra governo e ONG sui soccorsi in mare. La nave Mediterranea sfida il Viminale e sbarca a Trapani. Nuovo naufragio nel canale Sicilia, almeno 3 i morti accertati. Incendiato un rifugio di migranti ghanesi nel quartiere Brancaccio a Palermo. Individuati i responsabili sono 2 minorenni, uno di loro è stato arrestato. Sui social le immagini intime delle mogli, oscurato il sito, ma gli utenti attivano subito un altro canale. Minacce a Don Ninoto, il prete che da anni denuncia la pedopornografia online. Palermo a Borgo Nuovo, la raccolta differenziata è un flop. Il comune ripristinerà i cassonetti. Molti residenti del quartiere parlano di sconfitta. A Catania arrivano le trappole contro la zanzara West Nile. Dopo il caso registrato a Messina, l'Aspetnea non abbassa la guardia. Etna, l'eruzione da spettacolo e le guide raccomandano prudenza. Non avvicinatevi alla colata. Catania ancora piena di turisti, molti gli arrivi di fine agosto. Calcio, il Palermo fa festa al Barbera, all'esordio stagionale i rosanero superano la Reggiana per 2-1 e i tifosi sognano già la Serie A. In Serie C stasera al Massimino contro il Foggia, l'esordio in campionato del Catania. Comincia invece in trasferta sul campo del Casalano il Trapani. Domani toccherà al Siracusa contro la Salernitana a Salerno. Ancora buongiorno, scoppia dunque il caso della nave Mediterranea. La ONG sfida la decisione del Ministero dell'Interno ed entra nel porto di Trapani con i 10 migranti recuperati in mare. Il Ministero aveva assegnato come porto sicuro Genoa. Il servizio di Laura Spanò. Disobbedendo alle indicazioni ricevute dalle autorità marittime italiane, è ormeggiata al porto di Trapani la nave della ONG Mediterranea con a bordo 10 migranti. Il Ministero dell'Interno aveva assegnato lo sbarco al porto di Genova. In un video pubblicato sui social, il capo missione a bordo della nave, Beppe Caccia, aveva spiegato l'intenzione di contravvenire alle indicazioni di sbarco, una decisione che aveva spiazzato un po' tutti. Io come capo missione a bordo abbiamo comunicato alle autorità italiane, l'MRCC di Roma, la decisione di cui ci assumiamo piena responsabilità di cambiare il corso della rotta della nave e dirigere verso il porto di Trapani. In questo modo disobbediamo a un ordine ingiusto e inumano del Ministero degli Interni, ma obbediamo fino in fondo al diritto marittimo, alla Costituzione italiana e alle leggi dell'umanità. Intanto sono sbarcati a Lampedusa anche 54 migranti, fra cui 7 donne e 4 minori salvati assieme ai 14 già giunti con la motovedetta della Guardia Costiera dalla nave ONG Nadir. Al porto anche i cadaveri di 3 minorenni, pare si tratti di 3 sorelle. I 71 migranti viaggiavano su un gommone di 7 metri partito giovedì da Zuara in Libia e che al largo delle coste aveva iniziato a imbarcare acqua. Prima dell'arrivo dei soccorsi purtroppo una persona è caduta in mare, si tratta di un adulto sudanese. Intanto 3 salme delle 23 del doppio naufragio dello scorso 13 agosto rimaste nella camera mortuaria del cimitero di Lampedusa sono state riconosciute dai familiari presenti in Italia che hanno manifestato la volontà di riportarle in patria in Egitto il prossimo lunedì. Adesso a Palermo, dove 2 minorenni incendiano il rifugio di 2 giovani ghanesi nel quartiere Brancaccio. Uno di loro è stato arrestato, mentre un commerciante bengalese è stato derubato e aggredito da alcuni nordafricani. I residenti del quartiere chiedono ancora sicurezza. Il servizio di Giusy Lazzara. Avevano trovato rifugio nella cabina Enel dismessa. Siamo a Palermo nel quartiere di Brancaccio. 2 giovani ghanesi in quel quadrato di cemento si sentivano al sicuro almeno per dormire. Da mesi però le cose erano cambiate. Qualche giorno fa 2 ragazzi palermitani del quartiere hanno appiccato il fuoco al loro spazio. I 2 ghanesi in fuga dalle fiamme sono stati inseguiti e colpiti con sassi e mazzate. Uno degli aggressori, un 17enne figlio di uno spacciatore, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio, stalking e incendio. Adesso è caccia all'altro minorenne. Oggi le agenzie educative purtroppo non funzionano più perché non si detengono più abbastanza direttamente agli utenti, ecco, a questi ragazzi, a questi bambini. Quello che è successo in queste ultime ore ci deve porre un problema fondamentale. Noi adulti siamo chiamati a che cosa?
A continuare a fare gli spettatori? E solo poche ore prima ancora violenza e terrore in pieno centro storico, dove un commerciante bengalese è stato aggredito e rapinato vicino al mercato di Ballarò. Il commerciante stava tornando a casa quando è stato circondato da un gruppo di giovani tunisini. Dopo averlo minacciato lo hanno colpito con calci e pugni, lasciandolo a terra. Sale la rabbia del comitato dei residenti del centro storico, che hanno chiesto più volte sicurezza. Servono i presidi, quel percorso va attenzionato. Ancora una volta lanciamo un appello al prefetto affinché si vada nella direzione opposta rispetto a quello che ha detto il ministro dell'Interno il 6 agosto, dove si ritiene che Palermo sia una città non particolarmente insicura. I sindacati di polizia ci ricordano che mancano 15 pattuglie rispetto alle 25 previste. Il GIP di Termini Imerese ha confermato la custodia cautelare in carcere per Giacomo Vitale Pecoraro, di 28 anni, accusato dell'omicidio del bracciante Francesco Dino, di 57 anni, ucciso con diverse coltellate a Prizzi lo scorso 31 luglio. In queste immagini vediamo, adesso vedremo la vittima, eccolo qua, la vittima era stata la sorella di Francesco Dino a soccorrere il fratello e a raccontare quanto successo. L'aggressore lo avrebbe colpito alle spalle e poi all'addome. Il giovane era stato arrestato dopo diversi giorni dai carabinieri di Trapani. E adesso parliamo del canale Telegram di Preisti, canale Telegram che era stato oscurato, ma gli utenti ne hanno subito creato un altro, uno nuovo, continuando a diffondere le immagini intime delle mogli e di altre donne. L'associazione Meter di Donni Noto, che aveva più volte denunciato, chiede adesso di rintracciare gli autori. Nel frattempo però il sacerdote è stato preso di mira proprio su quel canale. Il servizio di Francesco Aloi. Nemmeno il tempo di oscurarlo che ne spunta un altro. Il canale Telegram di Preisti è di nuovo attivo. 6 anni dopo la prima segnalazione di Meter, la storia si ripete. Foto e video intimi di mogli, fidanzate, figlie o cugine sono di nuovo alla mercé di tutti. È stato chiuso, è stato nuovamente riaperto attraverso dei sistemi di bot, dove ci sono delle riserve di contenuto che vengono sempre di più aggiornate. È la conferma che c'è ancora chi vede la donna come un oggetto, un atteggiamento da cancellare, anche e soprattutto con la denuncia. Noi ci appelliamo ovviamente alle donne, ci appelliamo a chi si vede coinvolto in questa situazione e ci appelliamo fortemente a denunciare alla Polizia Postale questi tipi di situazioni. Intanto su Di Preisti c'è chi ha trovato spazio anche per prendere di mira Don Fortunato, da sempre in prima linea contro la pedopornografia. Creiamo fastidio perché le nostre denunce, che diventano denunce pubbliche, non sono altro che un richiamo e un appello forte affinché si possa cambiare non solo mentalità, ma si possano individuare i responsabili di questi assurdi e ingiustificati reati. Tafferugli davanti alla discoteca Quetzal di Cinisi. La notte scorsa un gruppo di ragazzi ha tentato di entrare nel locale che stava chiudendo, invitati a non insistere, hanno però lanciato dei sassi danneggiando persino la macchina del proprietario. 2 addetti alla vigilanza sono rimasti lievemente feriti e sono stati medicati dai sanitari del 118. Sono intervenuti i carabinieri di Carini per riportare la calma. E restiamo a Palermo perché nel quartiere Borgo Nuovo si torna indietro. La raccolta differenziata è un flop e allora fra qualche giorno torneranno i vecchi cassonetti per conferire qualsiasi tipo di rifiuto. Il servizio di Marco Gullà. Fermi tutti, si torna indietro, come nel gioco dell'oca, solo che si parla di rifiuti. Quartiere Borgo Nuovo di Palermo, queste sono immagini girate oggi. Un tappeto di rifiuti dovunque, tra cattivo odore, topi e scarafaggi che girano liberamente per le discariche a cielo aperto. La raccolta differenziata lanciata tempo fa non funziona e nelle strade aumentano i rifiuti. Ecco allora che dal 10 settembre, accanto alle campane della carta, della plastica e del vetro, saranno collocati 170 contenitori per i rifiuti
rifiuti indifferenziati. Un passo indietro. Questo significa che il Comune non è stato in grado di gestire la differenziata in maniera efficace e completa, e poi per i residenti di Borgonovo vuol dire che è come se il Comune vedesse Borgonovo come un quartiere di serie B. Tornano quindi i vecchi contenitori nei quali si può conferire tutto in maniera indiscriminata. La raccolta differenziata a Borgonovo è stata attivata anni fa, ma di fatto non è mai stata rispettata. Lo dimostrano le cataste di rifiuti e le grandi montagne di immondizia davanti alle scuole e alle abitazioni. I carabinieri di Catania hanno arrestato un 26enne pregiudicato catanese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato in piazza San Pio X nel quartiere di Nesi, ma i carabinieri lo hanno inseguito e bloccato mentre cercava di liberarsi della busta che conteneva alcune dosi di crack. E sempre a Catania, sulla situazione West Nile, si attiva l'ASP Etnea che mantiene la situazione sotto controllo, non abbassando il livello di attenzione e mettendo in funzione decine di trappole per il monitoraggio. Il servizio di Tonino De Man. Nessun focolaio autoctono di West Nile a Catania in provincia, ma l'attenzione dell'ASP resta alta per contenere la diffusione del virus che al momento in Sicilia non desta particolari preoccupazioni. Ad oggi, fonte ASP, non c'è alcun focolaio umano, ci sarebbero 2-3 casi su animali, con la situazione che viene costantemente monitorata dagli esperti. Abbiamo avuto delle segnalazioni e delle positività in cavalli con sindrome neurologica, ma che al momento le condizioni sanitarie di questi animali sono sicuramente migliorate. Sulla West Nile si registra comunque una sorveglianza attiva con l'utilizzo di trappole. Vengono accese normalmente per circa 48 ore al crepuscolo, nel momento in cui appunto la zanzara è più attiva. Viene inserito un attrattivo che simula l'odore del sudore umano, quindi nel momento in cui si attiva elettricamente la trappola si apre questo sportellino, la ventola aspira le zanzare. Queste zanzare poi vengono recuperate 48 ore dopo, conferite all'istituto zooprofilattico. Il virus si trasmette principalmente tramite la puntura di zanzara infetta, generalmente causa sintomi lievi che possono anche passare inosservati, tuttavia nelle persone anziane o immunodepresse può provocare una malattia grave e a volte la morte. I consigli, i soliti: indossare abiti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo, usare repellenti cutanei, proteggere casa con zanzariere a porte e finestre ed evitare la permanenza nei presidi di stagni d'acqua. E adesso la politica è guerra aperta all'interno del partito di Forza Italia, la polemica sull'eventuale candidatura di Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, a presidente della regione siciliana, infastidisce Schifani, arriva la risposta caustica del presidente che apre un confronto in vista però dell'elezione del segretario regionale che è prevista nel 2026. Il servizio di Manlio Viola. Solo una boutade agostana. Maurizio Gasparri liquida così la polemica sulla candidatura eventuale di Giorgio Mulè, vicepresidente azzurro della Camera dei Deputati, a presidente della regione in Sicilia nel 2027. Una polemica nata da una risposta di Mulè che alla domanda diretta su una sua candidatura aveva detto: non escludo niente, solo di diventare tifoso della Roma. Tanto è bastato per far esplodere il caso dentro una Forza Italia che sembra sempre più divisa in almeno due correnti. La risposta del presidente della regione era stata caustica. Schifani, che ha già detto chiaramente di avere intenzione di ricandidarsi, sostenuto dal leader del partito Antonio Tajani, che a sua volta ha confermato questa ricandidatura, non ha fatto un mistero della sua irritazione. Chiunque può candidarsi, basta essere residente in Sicilia e raccogliere le firme, ha detto. Un modo per sostenere: se corri lo farai da indipendente contro di me e contro il partito. Ma l'eventualità di una candidatura Mulè può dunque essere derubricata adesso ad una battuta? Così non è, invece, in vista della sfida per l'elezione del primo segretario di Forza Italia prevista nel 2026. Toccherà agli iscritti nominare il coordinatore regionale anche in Sicilia e la sfida è tutta su Marcello Caruso, attuale guida del partito e longa manus del governatore Renato Schifani. L'area che fa capo a Marco Falcone tenterà la sortita per far eleggere un uomo proprio. Su questo voto si giocherà molto del peso specifico all'interno di Forza Italia. La conferma di Marcello Caruso lascerebbe tutto come è ora. La sua sconfitta rischierebbe invece di indebolire dentro il partito anche il presidente Schifani.
Ed è morto stanotte a Messina l'ex assessore regionale ed ex deputato democristiano Luciano Ordile, aveva 88 anni, è stato anche alla guida del Teatro Vittorio Emanuele di Messina. A metà degli anni 90 fu coinvolto insieme a un'altra dozzina di persone nell'inchiesta della Procura di Palermo sulle spese per portare a Fukuoka una delegazione siciliana alle Universiadi. Furono poi tutti assolti. E adesso invece cambiamo argomento, lasciamo la politica, ci spostiamo sull'Etna perché continua l'attività del vulcano con 3 lingue di fuoco che procedono nelle zone sommitali. Dopo Biancavilla e Adrano, anche Belpasso firma l'ordinanza per limitare gli accessi dei turisti in quota, mentre il Soccorso Alpino sottolinea l'importanza di affidarsi a personale qualificato durante le escursioni. Il servizio di Orazio Longo. Sono 3 le lingue di fuoco sull'Etna, il fronte lavico più avanzato si attesta intorno ai 2250 metri, alimentato dall'attività che forma un campo lavico in direzione sud-ovest dalla bocca posta a 2980 metri. Fiume di lava che scorre incandescente anche dalla bocca situata a 3200 metri sul fianco meridionale del cratere di sud-est e a 3100 metri. Continua anche l'attività esplosiva con lanci che ricadono oltre l'orlo craterico. Il vulcano continua a essere sorvegliato speciale da parte dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, con personale presente in area sommitale e con l'analisi delle immagini acquisite dalla rete di videosorveglianza. L'attività eruttiva durante la notte è in diminuzione, soprattutto alla bocca di quota 2980, e questo rispecchia una leggera diminuzione del tremore, in quello che è una variabilità di questa attività eruttiva. E continuano le ordinanze dei comuni pedemontani per regolamentare gli accessi alle zone sommitali. Dopo Biancavilla e Adrano anche Belpasso, mentre le guide del Soccorso Alpino sottolineano l'importanza della sicurezza in quota in base ai livelli di allerta e di affidarsi a personale qualificato per le escursioni. Questo è possibile farlo ammirare a tutti solo col buonsenso, solo se accompagnati da personale qualificato. Non venite qua sopra con scarpette da tennis, non venite qua sopra da soli. Tra l'altro questo areale qua è tutto fratturato, quindi significa che da sotto sta spingendo qualcosa. Mi raccomando ragazzi, non venite da soli qua sopra. Rilanciamo anche noi questo appello, mi raccomando, massima sicurezza nell'approccio al vulcano. E restiamo in qualche modo sempre in tema di turismo, perché è sempre più gettonato per le vacanze il periodo a cavallo tra la fine di agosto e l'inizio del mese di settembre. Tra le ragioni di questa scelta, oltre a quella ovviamente economica e il clima magari un po' più mite, c'è anche la psicologia dell'estate che resiste. Scopriamo di cosa si tratta in questo servizio di Desiree Ferlito. Mentre 12 milioni di italiani, finite le ferie, rientrano al lavoro e archiviano l'estate, c'è chi prepara le valigie proprio adesso, preferendo questo periodo a cavallo tra fine agosto e settembre per iniziarle. Forse perché pensano che ci sia meno caldo, c'è meno gente, però in realtà ancora siamo nel pieno della stagione. Tra le ragioni di questa scelta c'è sicuramente quella economica, ma non solo. Alla base c'è l'overtourism. Settembre è senza dubbio un mese più tranquillo in termini di presenze nelle località di villeggiatura. Sono in Sicilia perché mio figlio sta per sposare una giovane ragusana e la mia famiglia è qui per festeggiare questa meravigliosa occasione. Perché non c'è tanto caldo? A fine agosto è totale caldo. Lei da dove viene? Io vengo da Stoccarda, Germania. Domani andiamo sull'Etna, un po' di fresco. E poi il caldo. Le temperature, salvo qualche colpo di coda, sono più miti, con giornate ancora soleggiate. Oggi il centro storico di Catania si presenta così. A settembre è come se fosse il mese di giugno, il mese di luglio, forse non ci sono quelle ondate di grande caldo e quindi fa piacere farsi le ferie nel mese di settembre e gli ultimi di agosto. E poi per ultima, ma non per importanza, c'è la ragione della cosiddetta psicologia dell'estate che resiste. Io scelgo sempre l'ultimo momento, però almeno una settimana in Sicilia me la devo fare, quindi aspetto quando viene l'ispirazione. Chi va al mare a fine agosto vive un piccolo lusso psicologico, sentirsi ancora in vacanza quando molti hanno già ripreso a lavorare. E allora, buon mare a chi resiste. Adesso apriamo la pagina della cultura. Dopo 18 anni la settimana pirandelliana è tornata ad Agrigento. Al Teatro dell'Efebo è andato in scena All'ombra del caos, lo spettacolo di teatro e danza diretto da Orazio Torrisi, ispirato alla novella L'altro figlio di Pirandello. Ci racconta tutto Davide Sardo.
Ma vorrei sapere che cosa le ho fatto io a questa mamma, perché debba svergognarmi così davanti a tutto il paese. Un ritorno che ha riportato entusiasmo e partecipazione. Al Teatro dell'Efebo è andato in scena il secondo appuntamento della settimana pirandelliana con All'ombra del caos, spettacolo di teatro danza ispirato alla novella L'altro figlio. Un atto unico scritto da Pirandello nel 1923, segnato dall'impianto novellistico e dalla intensità del verismo. E noi tentiamo con questa proposta un po' innovativa del testo tradizionale pirandelliano di offrire al pubblico una versione nuova, una versione che possa magari interessare, stimolare l'attenzione, principalmente basandosi su un tessuto narrativo musicale, ripeto, di straordinario impatto emotivo. Uno spettacolo prodotto al Teatro della Città che ha raccolto applausi convinti e ha segnato con emozione e partecipazione il grande ritorno alla settimana pirandelliana ad Agrigento. Se lo faccia sfigare dalle donne qui, io non ho tempo da perdere. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, al rientro un'ampia pagina di calcio con le immagini del Palermo, con le anticipazioni che riguardano il Catania che esordirà in campionato proprio questa sera, subito dopo la pausa. Ancora ben trovati, adesso apriamo la pagina del calcio al Palermo, per il Palermo, al Barbera è subito festa, 2-1 alla Reggiana all'esordio in campionato nella prima giornata di Serie B, decidono i gol di Poyampalo e Pierozzi, le immagini della serata. E già, un bel Palermo, 2-1 alla Reggiana nella prima di campionato, 3 punti e gara praticamente dominata dal primo al 90°, anzi i gol per i rosanero potevano certamente essere di più. Al Barbera, con oltre 30.000 spettatori, la formazione di Inzaghi ha anche giocato un buon calcio, tenendo al guinzaglio la Reggiana e colpendola nei momenti cruciali del match. Il Palermo ha tirato in porta 14 volte, dati che plastificano l'ottima prestazione dei rosanero. I gol di Poyampalo e Pierozzi nel mezzo, la rete del momentaneo 1-1 segnata da Tausan. Fischio d'inizio e il Palermo parte sgommando. Dopo 8 minuti Brunori la sblocca, ma a spezzare l'entusiasmo dello stadio ci pensa il VAR, annullando il gol per fuorigioco di Pierozzi. Al 24° rosanero vicini al vantaggio con un colpo di testa di Giasi e palla fuori per un soffio. Al 34° ancora Palermo con un colpo di testa di Bani che costringe Motta a una prodezza per salvare la propria porta. Al 38° questa volta il gol arriva davvero, palla deliziosa di Pierozzi per Poyampalo, testa del finlandese e pallone in rete, 1-0. Nella ripresa ancora Palermo in avanti, al 54° Poyampalo conclude di poco alto, mentre Brunori a sfiorare il raddoppio, negato da un altro ottimo intervento di Motta. Ma ecco quello che non ti aspetti, la Reggiana pareggia con questo tiro di Tausan sporcato da Bani, deviazione che beffa Bardi, sicuramente impreciso nella respinta. Dopo 2 minuti però il Palermo rimette le cose a posto, azione tambureggiante, Segre, tacco per Pierozzi, conclusione che colpisce il palo ed entra 2-1 il boato del Barbera. Ancora cambi, Inzaghi anestetizza il match, il Palermo non rischia nulla, anzi va vicino al tris. 3 punti già importanti, il Barbera canta, è solo la prima giornata, ma il Palermo ha già risposto presente al primo appello del campionato. Sono molto contento, spero che la gente si sia divertita. Lo stadio era fantastico e sono contento che i miei giocatori gli abbiano regalato 25 tiri in porta. È chiaro che abbiamo sofferto un po' più del previsto e dovevamo chiuderla prima, però dopo Cremona abbiamo dato continuità ai risultati e di questo sono molto contento. Stasera alle 21 allo stadio Massimino comincerà anche il campionato del Catania che affronterà il Foggia nella prima giornata di Serie C. L'obiettivo dei rossazzurri ovviamente è quello di partire con il piede giusto. Diverse assenze per il Catania, attese allo stadio oltre 16.000 spettatori. In TV invece su Telecolor riparte la programmazione sportiva con Diretta Stadio, il servizio di Francesco Triola.
Partire bene, partire forte, il Catania vuole dare subito un segnale al campionato già dalla prima giornata e dalla partita di questa sera contro il Foggia al Massimino. Un debutto che come tutte le prime presenta sempre delle insidie, lo ha detto anche il tecnico Mimmo Toscano alla vigilia del match, attenzione alta anche perché il Foggia è squadra tutta da scoprire, con innesti arrivati appena qualche giorno fa, una squadra giovane che riparte bene, un allenatore d'esperienza, un'organizzazione di gioco ben precisa. Mancheranno per squalifica Quaini e Martic. Aloi sarà subito sicuramente titolare, l'annuncio di Toscano. Tra i convocati c'è D'Ausilio, in mezzo e in avanti in questo momento si deve fare i conti con alcune assenze o giocatori in non perfette condizioni che rendono più complicate le rotazioni. Elementi come Lunette e Jimenez possono ricoprire più ruoli, il primo può essere un'alternativa in avanti, il secondo in mediano, un aspetto che l'allenatore rossazzurro ha ben chiaro. Sul discorso formazione si va verso un 3-4-2-1, piuttosto simile a quello schierato in Coppa Italia contro il Crotone, con Dini in porta, Ierardi, Di Gennaro e Celli in difesa, Casasola, Aloi, Corbari e Donnarumma a centrocampo, Jimenez e Cicerelli in appoggio. A forte ci sarà la forza del Massimino. Sino a ieri pomeriggio erano 11.500 gli abbonamenti sottoscritti, con i biglietti venduti si fa verso le 16.000 presenze, se non oltre. Per chi resta davanti alla TV riparte la stagione sportiva anche di Telecolor con diretta stadio, 3 ore live dal Massimino con il racconto del match di Angelo Patanè, Carlo Breve e Marco Carri, le interviste ai protagonisti in anteprima nel post gara, le analisi degli inviati e in studio, i messaggi WhatsApp, i risultati e classifiche, in più i contributi social, e da quest'anno il live streaming anche su siciliaweb.it. Allora, appuntamento da non perdere in TV e in streaming sul sito siciliaweb.it. Stasera esordio ovviamente in campionato anche per le altre siciliane. Il Trapani sarà impegnato a Casarano, per il Siracusa invece domani appuntamento a Salerno contro la Salernitana. Il nostro telegiornale finisce qui, vi ricordiamo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà più tardi alle 20, allora non ci resta che augurarvi un buon proseguimento di domenica a tutti e ringraziarvi per averci seguito.